il Covid ci si aspettava un cambio di passo che tuttora non è ancora avvenuto. Forse questa delega è un'opportunità che ci vede soggetti attivi in questo tavolo. La carenza di personale non solo sanitario, sottolineiamo, ma anche tecnico e amministrativo, gli squilibri territoriali che affronterò subito dopo, i modelli organizzativi disomogenei e le limitazioni rispettive della valorizzazione professionale. Però noi, anche dopo questa audizione, ci auguriamo che il confronto proseguirà in tavoli di lavoro specifici, inclusi tavoli permanenti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La ULFPL firma tutti i contratti della sanità pubblica, privata e del terzo settore e vogliamo affrontare congiuntamente questi importanti temi. Per quanto riguarda l'articolo 1, integrazione appunto appunto Rossella, c'è un disallineamento, manca un'attuazione di quello che è il PNRR, la grande novità. Dal 1° luglio sui territori ci saranno le case di comunità, gli ospedali e anche le COT, c'è sì un DM 77, ma con quale personale? Ecco, noi già vediamo nei territori la diluizione di questo personale, una mobilità tra pubblico e pubblico e privato e controversi. Siamo favorevoli alla definizione di standard nazionali basati, un po' in linea con quello annunciato dal professor Cicchetti di Agena, però dobbiamo lasciare le specificità, perché un ospedale hub non è un ospedale POC, un ospedale di terzo livello non è un ospedale SPOC e in questo contesto così complicato si introduce una figura nuova che è l'assistente infermiere su cui la nostra organizzazione sindacale, la UIL-FPL, ha sollevato molte perplessità e non ha sottoscritto il contratto. Perché? Perché ci riporta indietro di 30 anni, agli anni 80, dove per turno c'era un infermiere professionale, un infermiere generico, un NOA, un OSA. Questa situazione di fatto preoccupa anche e chiediamo che sia integrato il provvedimento con appunto i dati del personale di Agenas del 2023 sul rapporto, dove a pagina 17 viene esplicitamente indicato che la fuoriuscita del personale dal 22 al 27, circa di 21.000 unità, è tarata con il parametro del pensionamento a 67 anni, mentre il personale del comparto va in pensione con la pensione anticipata. Quindi dal 2026 vediamo nelle varie aziende sul territorio un raddoppio delle persone che vanno in pensione. Quindi i dati sono sottostimati. Dal 2026 inizia lo tsunami. E quindi su questa preoccupazione poi sull'articolo 2, sulla revisione dell'apparato sanzionatorio, non è chiaro come questo si colloca all'interno del provvedimento, cioè è solo ed esclusivamente per il personale sanitario o anche per tutto l'altro personale? Ecco, su qui attenderemo gli sviluppi della legge delega. Sottolineo che noi allegheremo a questa audizione nel dettaglio il nostro documento dove verranno affrontati questi punti che non posso per via di tempo affrontare tutti. Sul rafforzamento dell'attrattività ha già parlato la nostra collega, però mi soffermo sull'articolo 3,c, mantenimento in servizio. Non può essere a carico di fondi contrattuali aziendali, deve esserci un apposito istituto, un posto finanziamento, perché la coperta è molto corta, sia in ambito della dirigenza che sia in ambito del comparto. Questo anche costa contro la programmazione aziendale, cioè la definizione degli atti aziendali, perché per quanto riguarda gli incarichi che si sovrappongono agli atti aziendali, come possiamo definire mantenimento di servizio all'interno di un incarico? Ecco, qui deve essere proprio sviscerata maggiormente. Sulla semplificazione amministrativa siamo d'accordo, attendiamo di vedere gli atti. Per quanto riguarda la sicurezza professionale siamo d'accordo, magari anche introducendo le forze di polizia pubblica o privata all'interno di pronti soccorsi o nelle aree più particolari dove si manifestano maggiormente le aggressioni. Per quanto riguarda l'articolo 3, comma F, sui meccanismi premiali, qui siamo in linea con quanto annunciato dal professor Cicchetti di Agenas. La specificità del sistema sanitario deve essere in deroga agli altri apparati pubblici. Le linee guida 5 e 19 della funzione pubblica non possono essere applicate perché parlano solo di numeri. Abbiamo bisogno di qualità e appropriatezza. È il momento di inserire questo per la misurazione degli esiti anche ai fini della performance organizzativa individuale? A nostro avviso sì, perché come può un infermiere in sala operatoria battere le liste d'attesa? Come può un NOS prestare assistenza ai letti e quindi abbattere le liste d'attesa? Noi siamo fuori da questi giochi, il comparto è fuori e lo rimarchiamo con forza. Per quanto riguarda gli specializzandi, lascio perché è un punto molto articolato e presente nella nostra relazione. Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, articolo 4, abbiamo delle forti perplessità. La certificazione delle competenze non è un passo avanti, è un passo di lato. Perché? Perché questo ci fa certificare cose che già io svolgo all'interno del sistema ECM. Ma se questo crea un doppio canale per le competenze avanzate, crea un conflitto con la formazione post-base universitaria che è specializzata solo in questo ambito. Come ha detto dalla dottoressa Mangiacavalli, l'ECM è di fatto nell'audizione di ieri una pratica burocratica amministrativa, però
ha un forte impatto nell'ambito dell'orario di lavoro e dei costi. Qui si è visto un passo significativo sul contratto della sanità pubblica, ma non sufficiente a nostro avviso, perché tutti i professionisti devono adoperare ore dedicate al riposo o alle ferie per svolgere i crediti ECM e non tutti i costi sono a carico della propria azienda. Diversificato sul settore privato, dove i contratti ARIS e AIPO non riconoscono nulla e questa è una profonda ingiustizia per questi operatori professionali. Nel terzo settore a macchia di leopardo. Dobbiamo uniformare, per questo abbiamo delle forti perplessità su questo ambito. Sull'aspetto ordinistico noi suggeriamo, ci permettiamo, una eventuale organizzazione degli ordini anche su base regionale, perché manca effettivamente nel proprio. Ultimo, vado nelle conclusioni, l'articolo 7 sull'articolo 8 abbiamo già parlato, siamo favorevoli, dobbiamo però inserire il rapporto con l'infermiere, con l'assistente infermiere, con questa nuova figura che noi sappiamo benissimo che la legge 251/2000 attribuisce la responsabilità diretta all'infermiere, ma come può l'infermiere dire l'assistente infermiere che pratica delle attività che sono di natura sanitaria all'interno del sistema sanitario? Lui non può essere responsabile di quello che fa lui, però la legge gli dà la totale responsabilità. Qui dobbiamo prevedere un qualcosa per quanto riguarda la responsabilità professionale della categoria degli infermieri. Vi ringrazio molto, rimango a disposizione per ogni eventualità. Grazie, grazie a lei. Do quindi la